Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti del prossimo weekend fino a quelli del ponte del 25 aprile. Iniziamo da Alghero il 22 aprile con la Sagra della Fragola. In località Sasegada protagonista il dolce frutto rosso tra incontri, dibattiti, appuntamenti enogastronomici e divertimenti per grandi e piccini. Tutti gli appuntamenti della giornata li troviamo nel programma sulla pagina Facebook Comitato Sasegada. A Girasole il 21 e 22 aprile Prazzas de Gelisui, cortili aperti ai visitatori lungo l'itinerario enogastronomico con degustazioni di formaggi, vini e gli immancabili culurgione sogliastrini. Per avere tutte le info utili non c'è post migliore che l'evento sulla pagina della Proloco di Girasole. Domenica 22 aprile Sagra dell'asparago selvatico a Tissi. L'evento si svolgerà nell'area pedonale tra la piazza municipale e via Roma, con in primo piano i prodotti agroalimentari e l'artigianato. In vendita anche mazzetti di asparagi selvatici freschissimi. Troviamo programma completo e numeri utili sulla locandina postata sulla pagina Facebook della Proloco di Tissi. Grande appuntamento a Bonnannaro con la festa di San Giorgio Martire dal 21 al 25 aprile. Gli eventi iniziano il sabato con Binos de Fozzas e continuano nei giorni successivi con il concerto di Ivana Spagna e lo spettacolo cabaret di Gianluca Scintilla Fubelli di Colorado, seguito dalla musica degli Zenias. Un ricco programma che possiamo scaricare dalla pagina San Giorgio 2018. Dal 22 al 25 aprile di scena a Iglesias la Fiera del Libro, una 4 giorni ricca di eventi all'insegna della promozione della lettura e della cultura del libro, con incontri, dibattiti e approfondimenti sul tema che quest'anno sarà costruire. Sulla pagina Fiera del Libro di Iglesias possiamo sfogliare il ricco programma di eventi. Fiumi di birra il 24 e 25 aprile al Bosa Beer Fest, la grande festa della birra artigianale che si svolge tra le antiche concerie del lungotemo di Bosa. Protagonisti 1000 colori del borgo, i profumi e i sapori del territorio. Per saperne di più basta visitare la pagina ufficiale Bosa Beer Fest. A Porto Torres il 25 aprile Balai in musica. Intenso e ricco il programma dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, con il museo itinerante Andrea Parodi, aree enogastronomiche, DJ set e il clou con il concerto di Francesco Baccini. Sagra de Supani Saba il 25 aprile a Sini. Protagonista il pane di Sapa che, come vuole la tradizione, è preparato in occasione della Pasqua. Poi visite guidate nelle aziende dei produttori locali, degustazioni di prodotti tipici e vini. Numeri utili, informazioni ed elenco degli appuntamenti li possiamo trovare sulla pagina della Proloco di Sini. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it.